Sofia e ho 9 anni e una doppia origine. Mio papà è siciliano e mia madre è del Marocco. E oggi vi mostrerò come due mondi diversi si possono riunire tra loro a tavola grazie alla sardina. Questo meraviglioso pesce azzurro, ricco di vitamina D, fosforo, proteine, calcio e vitamina B12, è un prezioso alleato per la creazione di piatti sfiziosi. Ecco la sardina alla marocchina. Buonissima! Per prepararla servono ingredienti semplici: prezzemolo, aglio, cumino, curcuma, paprika dolce e piccante, mix pepe bianco, nero e rosa e un pizzico di sale, ma attenzione senza esagerare, e il succo di un limone. Tutto questo viene mescolato. Adesso aggiungiamo un po' d'olio extravergine di oliva siciliano. Adesso passiamo alla protagonista, la sarda. Va sfilettata, quindi va tolta la testa e la lisca senza romperla. Io mi impressionavo un po', allora mi ha aiutato papà. La facciamo con il ripieno che abbiamo preparato prima e via! Mettiamo su un'altra sarda come per fare un fagottino. Passiamo questi fagottini nella farina 00 e li friggiamo nell'olio di semi. La cugina della sarda beccafico è pronta e papà sarà contento perché ne va ghiotto. Ciao da Sofia!